cari amici che ci vedete da lontano. Ho usato la parola amici perché tutti voi che stamattina in qualche maniera siete qua, siete legati da un comune sentimento, e questo sentimento è un sentimento di amicizia. L'amicizia verso l'impegno che avete nel lavoro, l'amicizia verso i pazienti, l'amicizia in fondo di fare qualche cosa che in questo momento si chiama tutela della salute. Allora, io sono chiamato a raccontarvi come questa cosa è nata. Nel programma abbiamo scritto che è nata occasionalmente. La verità è che probabilmente non era predestinata, forse il patriarca ci spiegherà anche perché. Questa cosa è nata a gennaio ed è durata praticamente 10 mesi. A gennaio, il giorno 4, la signora Ines Marini, che è mia moglie, cadde rovinosamente in casa, si ruppe la spalla e corse quindi subito in questo ospedale civile, che peraltro è il luogo dove noi parliamo. Il giorno dopo fu operata in maniera strepitosa dal primario di ortopedia e io ho cominciato quindi a visitare questi luoghi. Devo dire che ne fui subito rapito, non immaginavo, no, che un ospedale insieme fosse un centro così di cultura. Il dottor Po nel filmato iniziale ce l'ha spiegato. Quindi fui rapito da questo. Per un altro verso ho portato qui la mia sensibilità, è stato accennato. Nel 2015 mi fu diagnosticata la mielodisplasia. È una malattia complessa, una malattia rara, una neoplasia del sangue, una di quelle malattie che non si sa da dove partono e dove vengono. E quindi ho cominciato proprio a dialogare con il dottor Dalben e poi con Giovanni Aliato, lo storico presidente dell'AIRE di Venezia, sul fatto che bisognava pensare alle fragilità, la fragilità dei pazienti in questo tipo di patologia che sono, diciamo, meno conosciute e meno considerate. Abbiamo pensato in prima ipotesi di fare questo incontro a marzo, dopodiché è venuta la prima fase della pandemia, siamo arrivati a maggio e poi quindi a oggi. E nel percorso l'idea iniziale si è arricchita di altri argomenti, per esempio quello dei comitati etici che non avevamo mai considerato fino in fondo, che invece sono stati stravolti nella loro attività da questo periodo di pandemia. E poi soprattutto il coinvolgimento del professor Trabucchi sul tema dell'etica della medicina e in prima persona del patriarca sul tema etica e fragilità. Quando andammo dal patriarca ci promuovevamo di raccontargli tutto, no? Quello che abbiamo in mente, e lui subito, immediatamente ci disse: è cosa buona, vengo e parlerò, e quindi gli siamo molto grati di questo. Pandemia. La pandemia ha rotto in qualche maniera il colloquio tra uomo e sanità, e quindi tutto questo significa che bisogna trovare dei nuovi equilibri. Qui però devo aprire una parentesi: Covid e non Covid. In questo momento tutto è Covid. Mi rendo conto non solo del problema sanitario delle persone, ma anche del problema sociale. Però, signori, ci sono tutta una serie di patologie, e io conosco molto bene quelle oncologiche, che non possono essere considerate a latere, le facciamo dopo. Signori, se una persona non fa chemioterapia, se non fa la trasfusione di sangue, se non fa attività di prevenzione, se non fa un trapianto, muore. Quindi questo lo devo dire perché sento proprio il rischio di privilegiare una situazione e quindi di non considerare un'altra che ha uguale dignità. Il programma di stamattina è già stato accennato dal dottor Dalben, quindi di fatto vorrei solo lumeggiare alcuni aspetti. La prima, il fatto che le grandi federazioni delle malattie rare e quella dell'Associazione Italiana della Leucemia, Linfomi e Meloma ci sono accanto, quindi questo vuol dire che Venezia in qualche maniera è collegata con il resto d'Italia. Il secondo fatto è che ci saranno questi due interventi sulle malattie rare e le malattie del sangue, in maniera che sappiamo di cosa parliamo. Dopodiché però ci sono tutti gli argomenti che stanno un po' intorno a questa problematica. Mi piace moltissimo quello del procuratore vicario Alberti Di Ippolito, che ci dirà che cosa vuol dire per un paziente il diritto di sapere e di non sapere, e anche il diritto all'oblio. Ho già accennato al discorso dei comitati etici e poi parleremo parleremo prima delle regole, che è uno dei grandi elementi di connessione tra i sistemi della sanità e del volontariato.
AIL e AIPASIN, la mia associazione. Allora, il volontariato è una delle grandi risorse del paese, vorrei dire forse quella che tiene sempre, anche in questi momenti difficili. Quindi mi sono anche domandato se non sia il caso di prestare un po' di volontariato alla grande politica nazionale. Con questo chiudo e spero che stamattina abbiamo aperto una fiammella in queste giornate molto buie.